stata presentata oggi la riqualificazione del percorso devozionale che porta al santuario di Sant'Augusta. In che cosa consiste questo intervento? Allora, sostanzialmente consiste nel ripristinare quello che è il percorso, che è il risultato di una stratificazione di interventi avvenuti nei vari secoli, che conduce parte della via Calcada, il cuore di Serravalle praticamente, e conduce al santuario di Sant'Augusta. Un percorso che nel tempo, la manutenzione, il dilavamento, gli agenti atmosferici, varie situazioni hanno comportato creando delle zone, dei punti di pericolo in cui necessita un intervento puntuale di ripristino, gestendo poi tutto il tema della regimentazione delle acque di scarico e di scolo, che è uno dei principali fenomeni di degrado del percorso, affinché il percorso possa essere fruibile in sicurezza e in tranquillità. Il progetto tra l'altro prevede anche la possibilità di una illuminazione molto minimale, che per una sorta di pollicino che accompagna colui che fruisce il percorso in orari notturni o comunque di poca illuminazione solare, in sicurezza dalla parte più alta fino ad arrivare alla partenza del percorso stesso. È un percorso che ovviamente ha tutta una serie di tematiche che devono essere affrontate, non è solo legato alla pavimentazione, è legato a un minimo di illuminazione e anche a un rapporto con quelle che sono quelle opere che nel corso del tempo si sono stratificate, le cappelle devozionali che sono presenti, piuttosto che gli elementi di contenimento e strutturali che sono stati fatti e aggiunti. Alcuni eseguiti in maniera perfetta, ottima, che hanno solo i segni del tempo, altri in buona fede correttamente, ma che col tempo hanno ceduto e quindi bisogna ripristinare. È una questione di sicurezza, anche di fruibilità. Nell'amministrare bisogna stare attenti alle esigenze espresse dai cittadini, alle grandi opere che servono alla città, ma ci sono anche degli aspetti che io chiamo del cuore, ai quali bisogna dare una risposta. Per i vittoriesi il nostro santuario di Sant'Augusta è un elemento importante per tutta la nostra collettività, per cui anche se è al di fuori di tutti i disegni originari della nostra amministrazione abbiamo perseguito anche questo, con forza anche. Siamo stati fortunati nel senso che abbiamo trovato professionisti in grado di capire la profondità di questa nostra esigenza e che quindi si sono adoperati per raggiungere il traguardo che oggi andiamo a presentare, ovvero sia un progetto esecutivo, quindi già sarà possibile metterlo a bando a breve. Io mi auguro che si possa anche eseguirlo grazie a finanze che vengono dagli amanti dell'argomento, dai cittadini stessi. Il Comune comunque coprirà la spesa, ma mi auguro proprio che ci sia questa sensibilità diffusa, la proporremo, in modo tale che ci sia una coralità nell'affrontare questa avventura. Il progetto è bellissimo e credo che alla fine avremo un'altra chicca a Vittorio Veneto. Come è stato lo studio di questo intervento che va a dare una nuova vita, se vogliamo, a uno dei percorsi storici anche della città di Vittorio Veneto? In assoluto io ho la fortuna di abitare ai piedi del percorso di Sant'Augusta ed è tutto l'anno, estate e inverno, orari folli, frequentato da persone non solo vittoriesi, anzi molto spesso sono stranieri o persone che abitano in altre realtà cittadine che chiedono di visitare e di venire a fare il percorso. Il percorso è fondamentale, importantissimo nella realtà di Vittorio Veneto, perché non è solo un elemento devozionale, assolutamente, è un elemento che raccoglie spunti importanti della storia di Serravalle. È un elemento che è legato molto all'aspetto sociale di Vittorio Veneto, perché ne ha condizionato la vita, e il ruolo nel recupero è fondamentale perché rappresenta uno dei temi più conosciuti e più importanti che Vittorio Veneto possa offrire. Quindi il suo recupero risulta assolutamente straordinario. A quanto ammonta l'intervento e possiamo ipotizzare delle tempistiche di realizzazione? Allora, l'intervento sembra poter attestarsi a poco più di 1 milione, con grandi difficoltà di esecuzione perché ogni trasporto dovrà essere fatto, non so neanche io come, vista la lunghezza del percorso e visto com'è collocato. Io credo che sarà possibile partire già nel 24. Quindi questo è l'augurio che si fa per questo progetto. E mi auguro tanto che chi mi succederà
possa portarlo a compimento lui. Io sono già contento di aver iniziato e reso quasi impossibile da cancellare, no, a questo punto, perché è una cosa che sento, da vittoriese sento, e immagino che i vittoriesi condividano con me questo sogno.